diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. In simultanea con voi, in attesa del momento in cui ci ascolterai, 12:38, a beneficio di chi me l'ha chiesto. Trainspotting, è tratto da Trainspotting, questa frase che viene adoperata in apertura di Che giorno è. Siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:38. Noi siamo Simone il Beneamato. Questo va bene, Beneamato. Sai chi l'ha chiamata Beneamata all'Inter? Gianni Brera. Cioè, se Gianni Brera ti dice Beneamata, tu prendi e lo metti sulla carta d'identità. Come ha fatto Rapetti, che ha messo Mogol sulla carta d'identità. La Beneamata è tanta roba, come si dice. Allora, avete capito, Simone prima dell'inizio mi raccontava della partita di Coppa Italia con la Lazio, e avete capito, e non era in curva a tifare Lazio, con tutto il rispetto e l'affetto, tutte però eravamo anche gemellati. Andiamo oltre il calcio. La commissione interna si raccomanda di comunicare che la temperatura all'interno di questi luoghi è attestata a 24,3 gradi centigradi sopra lo zero, quella esterna 12,4, 74% l'umidità, 1017,4 la pressione in millibar. Simone e Cicce Barbò sono sospesi a 137,6 metri sopra il livello del mare, e i convenevoli formulaici a questo punto prevedono l'abbraccio forte alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo garantisco io, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. E chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Le altre piattaforme per seguirci: Twitch, social di ultima generazione, assolutamente la Radio DAB, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, il sito radiolibertà.net, e poi ancora le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri cellulari. Il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre programmazioni, e naturalmente sul profilo Facebook troverete ogni notte che il cielo manda in terra la sinossi delle interviste che poi ascolterete a partire dalle 13:35, inoltre la pagina. E di quel che c'è non manca niente. Alexa, accendi Radio Libertà, l'ho già detto, su YouTube targhe alterne, e cominciamo, dopo andiamo a svelare i contenuti di oltre la pagina, ma ne approfitto di un addetto ai lavori, visto che direi prima di tutto lui è attore, lo ha fatto per anni, e commemoriamo la scomparsa di un gigante assoluto, molto amato. Ne parlavamo anche con Beppe, Vincent Vega, e allora, Gene Hackman. Caro Pelli, intanto buon pomeriggio. E tu stavi pomeriggio. dicendo che non hanno ricordato quel film che dove secondo te sai che però io mi ricordo Il braccio violento della legge, dove lui fa la parte di Popeye, il braccio di ferro. Guarda che anche lì è impressionante, cioè è difficile. Si parlava prima tu parli Mississippi Barney. Sì, assolutamente, ma ne ha fatti tanti. Allora, stiamo parlando di un mostro sacro della recitazione di Gene Hackman, che tra le altre cose, come tu mi ricordavi, non ha mai studiato recitazione nell'inizio della sua carriera, perché lui era un ex militare, un Marines, quindi uno tosto, uno con 2 balle sotto che facevano paura solo a guardarlo, e poi da lì poi si trasferì in California quando aveva più o meno 30 anni. La leggenda, la fortuna, niente casuale nella vita. Chi conosce 2 altri mostri sacri che diventeranno grandissimi attori, Dustin Hoffman e Robert Duvall. E quindi da lì poi il suo primo film, quindi la sua prima prova da grandissimo attore, non aveva ancora studiato benissimo, arriva proprio con il film
Gangster Story. Ah. Poi nel 71 arriva il suo primo Oscar con il film Il braccio violento della legge, ma forse non tutti sanno che lui ha avuto anche una particina importante nel film Frankenstein Junior. Ah. Per esempio, ha fatto una parte, meraviglioso Comunque- film, no? Divertenti, Lupulu là, Lupulu lì, Castello là, bellissimo. Poi però potrebbe mettersi a piovere. Ah, esatto. E lui ha partecipato anche in quel film, capolavoro del cinema. Ora va bene tutto, ma mi fa arrabbiare che sento in giro tutti ricordano grandissimi film, ma non ricordano, per quanto mi riguarda, il suo secondo Oscar più famoso della storia, per quanto riguarda Gene Hackman. Aver lavorato con Clint Eastwood negli Spietati. Vinse il suo secondo Oscar. Cioè, ragazzi, cosa vi devo dire? assolutamente indimenticabile quando Massacro di botte Clint Eastwood. Mamma mia, bellissima. Ma guarda, lo vado a rivedere. Mi hai fatto venire voglia di andare a rivedere per la 10ª volta quel A me film. era piaciuto un film forse un po' più di nicchia, meno conosciuto, ma era stato secondo me gigantesco anche nei Tenenbaum. Ma sì, quella commedia molto Poi particolare. si ricordava prima Mississippi Burning, l'ho già detto. Ma tutti parlano del film di Superman dove lui faceva Lex Luthor. Quindi adesso stanno parlando tutti di Superman, ma nessuno parla. Ma quello era un filmaccio. Vabbè, c'era anche un grande attore. Che Christopher Reeve. A parte Christopher Reeve. Cioè, anche l'attore afroamericano che è morto giovane, mi sembra. Price. Sì, a me piaceva molto. Ce n'erano tantissimi. Pryor. Il mondo va talmente veloce che l'ultimo suo film risale al 2004. Sì, avevo letto recentemente qualche anno fa che era stato messo un po' da parte e mi sembra che lui avesse in una delle sue ultime interviste, però potrei sovrapporre i ricordi, che lui avesse detto che non fa più film perché non lo chiama più nessuno. Poi ma mi sembra proprio strano, semmai l'avranno mandati al paese lo Star System. Siccome non ho avuto tempo di controllare, lo dico così senza rete, quindi potrei sbagliare. Si è rotto le balle, basta, è pieno di soldi, li ha guadagnati, si fa una bella vita, si è fatta una bella vita. Poi bisognerà capire come è morto. E aveva 95 anni, tra l'altro. Sì, noi non ci arriveremo mai, mettiamocelo, te lo segno oggi, se vuoi. C'è anche un sito, deadclock.com, ti dice il giorno e l'ora della morte di ognuno di noi, se siete curiosi. Anche no. È vero, cioè Simone ride, ma è vero, Quindi se noi siamo... Guarda, sai perché? Adesso la butto non sul serio, ma quasi sul politico. Perché sono contrario alla pena di morte? Perché io trovo atroce, mi rifaccio anche a un celebre racconto dello scrittore argentino. Trovo insopportabile, insostenibile conoscere il giorno e l'ora della tua morte. Lo trovo... Perché è così bello poterlo scoprire. Cioè, pensa, tu sai che magari... Per me è insostenibile. Ma perché così riesci a fare tutto? Tu dici, vabbè, da domani non mi vedrete più, fai in tempo a salutare tutti, per me è a insostenibile. toglierti i sassolini dalle scarpe. Ah sì, scusa, no. Per me è insostenibile. Comunque. Allora tocchiamo legno intanto, dai, facciamo così. Comunque grandissimo attore, ci dispiace che è scomparso, però ce lo ricordiamo comunque come un attore inarrivabile anche lui, assolutamente. Sì. E quindi, infatti, io pensavo fosse un po' dimenticato, poi vedo i siti danno addirittura è scesa in secondo piano l'attesa, cioè no, l'attesa non butto termine, l'apprensione per lo stato di salute del Santo Padre, vedo che tutti, quindi significa che appartiene all'immaginario collettivo. Assolutamente. Quindi, materialmente, questi casi sarà un po' banale, ma materialmente ci ha lasciato, ma tutto quello che ha fatto nel campo è immortale, resta. Quindi... Esatto, mi sarebbe piaciuto vederlo, sai in quale parte, negli anni quando era giovane? Avrei voluto vederlo in 007. Ma parte del cattivo, ovviamente. No, io proprio come al posto anche Sean Connery l'ha fatto, no? Sì, avrei voluto vedere Gene Hackman nei panni di 007, proprio perché c'ha un passato che viene dai Marines, uno che sa il fatto suo con quella faccia da cattivo, vedere un po' l'effetto che faceva. Sai cosa però? Pensavo prima, no? La sua particolarità, secondo me, quando è malvagio negli Spietati, però lui non ha, secondo me, non è proprio la faccia da cattivo, ma da duro.
da duro, un vero duro proprio. Esatto. E quindi riesce convincente, un duro che però può avere il cuore d'oro, perché quando massacra di botte Mississippi Burning i razzisti, siamo tutti con lui. No, cioè, No, non con i assolutamente. razzisti, mi ricordavo, No. noi siamo Ma anche quando di una massacra certa di parte botte, politica, no, però noi non. ma anche quella scena che ricordavi tu negli Spietati, quando massacra letteralmente, lo prende a ammazzate proprio Clint Eastwood nel film. Alla fine comunque quasi quasi, se vedevi bene alcune inquadrature, quando c'era il primo piano sul suo sguardo, quasi si dispiaceva di averlo massacrato di botte. Questa è l'intensità. Prima lo mena e poi si dispiace, ecco. Sì. Ecco, questo probabilmente che lo rende particolare, che le espressioni diventano indimenticabili perché sono Adesso particolari. saremo curiosi di capire com'è possibile che 3 persone muoiono così all'improvviso. No, 2 persone e il cane. Sì, infatti, Sì, io ho appunto chiamato 3 persone sì, perché sì, anche il vero. cane lo considero un essere, gli animali sono esseri baciati da Dio, eh. Sì. Dicevo, sì, Tu, no, tu ma che hai i gatti lo sai meglio di me. no, ma adesso c'è anche questa è una tua convinzione che condivido, spirituale. Adesso dal punto di vista sociale tutti o quasi abbiamo un animale, quelli che una volta si chiamavano animali domestici adesso li chiamano Bisogna pet. poterselo permettere oggi, Pelle. Bene o male, chi più o meno. Mica tanto, dai, non è proprio Comunque così. rispetto a 30 anni fa, ci sono tantissime, tanti anni fa nessuno aveva il cane in casa. Addirittura, e a me questo non è piaciuto, poi ognuno fa gli affari suoi. L'altro giorno una bella ragazza anche, aveva il guinzaglio, li portava in giro, evidentemente abitava in uno dei palazzi, 2 levrieri. 2 levrieri in appartamento, anche no. Erano poverini, erano lì smarriti che non sapevano, son nati per correre. Allora, Pelle, io sono cresciuto con il papà che aveva un allevamento di alani, una razza enorme di cani, alani, eccetera. Sì, In casa avevamo l'alano, si chiamava Tyson, e già vi dico tutto, ok? Io giocavo con il mio alano come l'uomo tigre giocava con le tigri, il famoso cartone animato. Che io non ho mai visto, io aborro i cartoni animati giapponesi. No, grandissimi. Comunque È un po' come Avatar, a te non piace, ma per me è un capolavoro. Siamo sempre lì, a te non ti piacciono i cartoni animati giapponesi e allora, cito Monvi, nessun siam perfetten. è vero. Le Stormtrooper. Comunque grandissimo attore Gene Hackman, andate a riscoprirvi, fatevi delle serate, delle maratone con i suoi grandissimi film. Sì. Infatti, siccome ne avevamo parlato che non è tanto, mi era venuta voglia di rivedere Mississippi Burning e mi sa che A me gli Spietati, anche perché sto seguendo adesso una serie TV, vabbè, insomma, sul vecchio West, eccetera, quindi siamo in tema. Me lo vado a rivedere. Vincent Vega. Grazie Simo, ciao Pelle. Grazie Vincent. Ci sembrava doveroso. Allora, abbiamo qualche minuto intanto per parlarvi delle nostre interviste in Oltre la Pagina e anche per aprire le linee telefoniche 0292 94 7222, mentre per il WhatsApp 340 670 9659. E vado a vedere. Allora, buon giovedì da Antonio, che è una richiesta surrettizia. C'è Mark Knopfler, però Antonio, vediamo, se non interviene Luca magari possiamo alla fine, alle 15, prima delle 15, mandare un brano dei Dire Straits o di Mark Knopfler, perché lo sai, la regola ormai invalsa da qualche settimana è che la musica per voi arriva direttamente dai genetriaci, cioè è collegata ai musicisti che compiono gli anni quest'anno. Scusate in questo giorno, e non cadiamo male perché abbiamo Dexter Gordon, quindi abbiamo il jazz, il grandissimo jazz, poi Johnny Van Zandt, il Lynyrd Skynyrd, come si fa a non mettere Sweet Home Alabama, e poi abbiamo Mal, ovviamente lasciamo perdere Furia, però il Mal dei Primitives vi faremo sentire un Paul Bradley,
vi faremo sentire un paio di canzoni che sono legate alla mia infanzia, Bambolina e Pensiero d'amore. Tra l'altro, lui sapete vive da tanti anni a Pordenone, ha sposato una ragazza di Pordenone, e mi ricordo lo storico organizzatore dei festival di Sanremo e agente dei musicisti eccetera, in un'intervista di 3-4 anni fa raccontava che lui aveva preparato tutto per portare Mal negli Stati Uniti. Dice, pensate, in questo momento poteva vivere a Hollywood e invece vive a Pordenone con un disprezzo infinito. Scusate, perché voglio approfittare di questi pochi minuti per ricordarvi, per indicarvi gli argomenti. Parleremo l'appello dei 100, anzi dei 200 ebrei italiani che fanno un appello contro Trump e contro Netanyahu per gli accordi sulla striscia di Gaza, e si raccomandano con il governo italiano di non seguire Trump su queste politiche. Allora, due sono le cose di cui parleremo con Nathan Greppi e che emergono da questo. Intanto ve lo ricordo, diciamo, chi ha trascinato chi, Gad Lerner e anche Roberto Saviano, sempre loro. Intanto, siccome segue un analogo provvedimento che è stato adottato negli Stati Uniti da ebrei newyorkesi, l'idea che a questi signori, io la penso così, a questi signori dei palestinesi importa poco, a questi signori importa solo andare in mulo, si dice in gergo un po' volgare, andare contro a Trump negli Stati Uniti perché sono di sinistra loro, e a Giorgia Meloni e questo governo perché loro sono di sinistra in Italia. Perché altrimenti, perché dico questo? Perché è quello che emerge, ma soprattutto avresti evitato di lanciare un'iniziativa del genere nelle stesse ore in cui in Israele si celebrano non so se è giusto dire celebrare, i funerali di Shiri Bibas e i due suoi figli, Kfir e Ariel. È un momento, se andate a vedere su internet, navigate, è un momento di commozione mostruosa, è un altro termine che è sbagliato, Pellegrini, le parole usale bene, intensa commozione, tragica commozione in Israele. Dappertutto possiamo vedere le foto di questi bambini straziati da Hamas, dei terroristi islamici, per dire, degli estremisti islamici, insomma, da costoro. E ci sarebbe voluto un po' di rispetto nei confronti della memoria di questi completamente innocenti, ma anche le foto sono strazianti, no? Perché le foto sono dei bambini mentre giocano, sapete come sono i bambini, i cuccioli, bisogna avere davvero, non bisogna avere cuore per non intenerirsi, e vedere queste foto e pensare alla fine che i palestinesi, i Pro-Pal praticamente, quelli che i Pro-Pal sostengono, gli hanno fatto fare, è terribile. E far coincidere una simile iniziativa con questi momenti, ce lo dirà Nathan Greppi. Poi avremo per qui Parlamento Andrea Barabotti, Commissione Bilancio, Attività Produttive e Montecitorio, perché la Commissione Attività Produttive ha accolto un suo emendamento al disegno di legge disposizioni in materia di economia dello spazio, quindi si parla di economia dello spazio, quella proprio spaziale, quindi siamo proiettati nel futuro, anzi il futuro che fosse già adesso, quindi creare dei perimetri normativi ad hoc per permettere lo sviluppo anche in questi settori. E poi ve lo avevo già anticipato l'altro giorno con Andrea Ropa, la crisi pazzesca dei negozi esercenti in estinzione. Nel 2024 per uno che ha aperto 3 hanno chiuso. Di questo passo fra 10 anni non si apriranno più nuovi negozi. È un calo che è iniziato, che ha avuto chiaramente il momento cruciale durante il Covid, e poi la crisi, poi
un boom senza precedenti del commercio online, che ha il monopolio nei giganti che appunto controllano questo tipo di commercio, e per i negozi la crisi. Poi ne parleremo con Andrea Ropa di QN ancora meglio. Si tratta di una crisi che era già iniziata negli anni '90, quando per esempio qui al nord, soprattutto qui in nord-ovest e poi più tardi successivamente nord-est, arrivarono i centri commerciali, che io me lo ricordo le battaglie della Lega a Pordenone contro i centri commerciali, proprio per tutelare i negozianti. Francamente erano battaglie contro i mulini a vento, perché non potevi farci nulla. Infatti pensavo, intanto una realtà cittadina ha necessità del negozio, deve avere, no? È importante, però è anche vero che con i tempi che cambiano, forse da parte degli esercenti è venuto meno una capacità, magari, non dico le capacità predittive di saper cosa fare nel futuro, ma di preparare delle politiche. Per esempio, secondo me molti negozi sono partiti in ritardo col commercio online. Ci sono negozi che hanno delle specialità che tu non trovi al centro commerciale e che non sono nemmeno così cari, che però non sono organizzati, non sono strutturati online. Ma questo è un mio pensiero così da consumatore e da cittadino. Sentiremo cosa dice Andrea Ropa, che sulle pagine di QN segue sempre questi argomenti, queste tematiche. Parleremo anche di questa cosa misteriosa, oltre che sbagliata, cioè le donne prendono in Italia il 20%, percepiscono il 20% in meno di stipendio, e nonostante per esempio nel mondo dell'impresa è cresciuto molto il numero delle imprenditrici, quindi le donne entrano sempre di più, fanno sempre più parte integrante del mondo del lavoro, ma continuano a prendere meno soldi. È qualcosa di incomprensibile. Allora adesso andiamo, cosa mandiamo? E allora partiamo con i Lionel Skynyrd e poi tra pochi minuti ricominciamo.
Sì, sentitemi pure, vi do dei buoni consigli. In estate il Negroni bianco è davvero un toccasana, perché non è troppo alcolico, è rinfrescante, è tonificante, si può fare con elementi molto semplici. Sì, Negroni bianco, qualcuno... Ciao Simone, grazie di tutto. Negroni bianco potevi essere frainteso, no, è un cocktail di... Io non l'ho brevettato, lo regalerò ai posteri, di mia invenzione, che si ispira chiaramente al Negroni, ma però è il Negroni bianco. Agli interessati in separare, non posso adesso diffonderlo così, anche perché comunque non è necessario bere alcolici, quindi si può anche farne a meno. Però se qualcuno è appassionato, sappiate che il Negroni bianco merita. C'è Enzo che avanza. Intanto grazie Enzo, perché io ti ringrazio, perché quando tratto di temi cinematografici, chiaramente questa è una radio che ha una sua storia, una radio politica, la risposta magari è meno partecipata. Comunque Enzo scrive: Jen, una morte cinematografica credo che l'abbia ben studiata, quindi una scenografia particolare. Vedremo un po' cosa emergerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Mentre Maurizio scrive: dall'autopsia è emerso che i bambini sono stati uccisi a mani nude, strozzati da Hamas. Altro che bombe israeliane. Ah sì, c'era anche questo, c'era anche queste cose che... D'altronde per la le consulente o forse addirittura commissaria ONU, quella italiana, antisemita ormai, tanto che Israele le ha vietato l'accesso, diceva che il 7 ottobre era colpa delle violenze israeliane, colpa dei coloni israeliani, quindi il 7 ottobre, insomma, è come quando una volta si diceva che se una ragazza con la minigonna veniva scollata, veniva un po' provocante, no? Con un abbigliamento audace, veniva stuprata, si diceva, non io ovviamente, per fortuna noi quando eravamo ragazzi, comunque se uno diceva una cosa del genere lo guardavamo come se fosse un povero coglione o un vecchio sorpassato, però lo si diceva senza creare lo scandalo che si creerebbe adesso. Chiedo scusa, chi se l'è andato a cercare. Questi antisemiti fanno lo stesso ragionamento. Il 7 ottobre se ne sono andati a cercare. E questo poi, mettendo in contrapposizione le opinioni con quelle degli altri, succede un clima conflittuale che non fa altro che alimentare l'odio e la guerra. Perché, chiedo scusa, questo comportamento crudele nei confronti dei bambini israeliani, delle vittime del 7 ottobre, provoca una reazione che ti fa veramente perdere però anche lo strazio della striscia di Gaza. Non è che, cioè, adesso non voglio fare l'ecumenico, però l'impegno dovrebbe essere non che i bambini morti palestinesi valgono di più di quelli israeliani o anche viceversa. Se vuoi arrivare a una situazione dove i bambini non muoiono, sarebbe quella più giusta. Scusate, ma e qui sorella tosse è venuta a tenermi compagnia e adesso a tenerci compagnia c'è Sveva, l'avvicendamento benvenuta. E allora andiamo con sempre linee aperte e sempre servizio WhatsApp e sempre naturalmente genetriaci commemorazioni. Enrico Renze del 9° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Mi dimenticavo, oggi è giovedì 27 di febbraio, Zoibe. Un giovedì a me particolarmente caro perché qui non rito ambrosiano, ma
in tutto il resto, diciamo, d'Italia, sicuramente dalla mia parte, oggi è giovedì grasso, cioè giovedì ciccione, e quindi per ovvi e intuibili motivi un giorno che mi sta particolarmente a cuore. Benvenuto giovedì ciccione. E nel 1511 ci fu la rivolta del crudele giovedì grasso, crudel zoibe grasse in friulano. È un episodio storico del sangue proprio, tremendo. Andiamo oltre. Genetriaco di un premio Nobel di John Steinbeck, Uomini e topi. Difficilmente uno in gamba è anche una brava persona. Sulla realtà c'è un foro attraverso il quale può guardare chiunque. Poi abbiamo Rodolfo Sonego, sceneggiatore bellunese, sceso a Roma, è autore di sceneggiatura e di una serie pressoché infinita di film molto popolari, tra cui a me piace ricordare «Uè, cretinetti, che fai? Parli da solo». Sto parlando del Vedovo, con Franca Valeri e Alberto Sordi. Che fa? Spinge. Dexter Gordon, lo ricordavo prima, Around Midnight, a mezzanotte circa, un film che gli ha dedicato Bertrand Tavernier. Siamo davvero nell'Olimpo del jazz. E poi è considerato nel calcio uno dei terzini destri più grandi della storia. Stiamo parlando di Jalmas Santos. Lorenzo mi sembra, anche se era mancino, mi sembra fosse terzino destro. Quindi oggi c'è un simbolo dedicato a Lorenzo, che c'è ancora, solo che sta facendo altro. Poi abbiamo Joan Woodward, attrice, è stata la moglie di Paul Newman. Lei ha ricevuto 4 nomination e un Oscar. La recitazione è come il sesso, ha detto Joan Woodward, si fa, non se ne parla. Grande attrice, che oggi compie 95 anni. Poi abbiamo un'altra diva eterna, anche se del passato, Elizabeth Taylor. Disse Marilyn, parlando di Marilyn Monroe, Marilyn, quella lesbica, mamma mia, occhi viola, 8 matrimoni e 7 mariti. E disse non lascerò mai Richard Burton, si è sposato 2 volte, 5 nomination e 2 Oscar. Lei ha avuto appunto 7 mariti e ha detto io non sono mai andato a letto con qualcuno che non fosse mio marito. Allora, grandissima Liz Taylor, rappresenta un po' l'eccellenza dell'imprenditoria veneta degli anni '80. Giovanni Caberlotto, la Caber e la Lotto, soprattutto Lotto, famosa soprattutto per abbigliamento e altro, sempre sullo sport, insomma sempre inerente allo sport. Paul Bradley, Mal dei Primitives. Io direi, tra qualche minuto, prima di passare ai genetriaci, direi Sveva, no ai genetriaci, scusa, ai sondaggetti e ai rilevamenti demoscopici, per Musica per voi mettiamo un Mal dei Primitive. Scegli tu o Bambolina o Pensiero d'amore. E poi abbiamo Roger Scruton, che è un intellettuale riscoperto e scomparso nel 2020, ha scritto il Manifesto dei conservatori. Era, diciamo che fosse rimasto un po' meno famoso, meno conosciuto, adesso diciamo negli ultimi anni è molto riscoperto, post mortem, no? Come si dice in questi casi. Giuseppe Bertolucci, che non è un autore nel cognome del padre, ma figlio e fratello d'arte, perché figlio del poeta Attilio e fratello del regista Bernardo, anche lui regista,
c'è un grandissimo film, ma un grande film, anche se il titolo può essere in qualche momento fuorviante. Piange il cuore pensare a quel Benigni e pensare e vederlo come è ridotto adesso. Adesso è diventato il conformista che omaggia veramente con la faccia sotto i suoi piedi le istituzioni. Non vedo il bisogno in Italia di rendere omaggio al Quirinale. Tanto vorrei vedere se il Quirinale, il prossimo Presidente della Repubblica, fosse eletto dal centrodestra, voglio vedere se Benigni lo omaggerà come ha fatto anche nell'ultimo Sanremo. Non l'ho visto, l'ho letto ovviamente. Magari sì, non mi sorprenderebbe. Peccato, perché il Benigni di Berlinguer Ti voglio bene, sto parlando però veramente di, credo fosse il 79, quindi sto parlando di quasi 50 anni fa, davvero, era assolutamente sconvolgente, quasi eversivo, spiazzante, destabilizzante. Peccato, non c'è più, una prece. E poi abbiamo un altro genio da Abbiategrasso, il grande Franco Moschino, scomparso prematuramente nel 1994, 44 anni. Il suo marchio è ancora una garanzia di originalità, di follia, di genialità. Io davvero amo anche i profumi di Moschino, ma anche se magari per abbigliamento maschile se ne trova meno. Poi adesso come sono ridotto, no, assolutamente. Però davvero un grande genio. E infine, l'avete sentito, abbiamo mandato alle 13 la celeberrima Sweet Home Alabama, il Johnny Van Zandt, che è il fratello di Ronnie, sempre dei Lynyrd Skynyrd, che perì in un incidente aereo un bel po' di anni fa. Allora, è giusto per 4 cadaveri israeliani liberare 600 assassini e ladri da Israele? Così faranno sempre sequestri, sempre la considerazione di Maurizio. E secondo Maurizio, Mal è una delle più belle voci con estensioni venute in Italia. E allora sai cosa c'è, Maurizio? L'avevo già preparato, avevo già detto. Adesso Maurizio, io faccio scegliere a Sveva, perché avevo messo da parte 2 canzoni, Bambolina e Pensiero d'amore. Allora adesso facciamo scegliere a Sveva, e casomai comunque entro le 15 vedremo anche di mandare la seconda. Ho accontentato Maurizio, pazzesco.
Eccoci di nuovo in diretta, sempre a Radio Libertà. Quindi avevo accontentato Maurizio. Beh, questo è un bellissimo brano anche adesso. Mi piaceva tantissimo da bambino, ero proprio innamorato di questo brano. Però riascoltando a distanza di, non dico, no, 60 anni no, che fosse 69, 70, 71, quindi a distanza di 50-55 anni, credo si possa dire che è un brano che si difende ancora bene. E andiamo adesso ai genetriaci, ricorrenze, commemorazioni. Qui abbiamo un dato Istat. Preoccupazioni ambientali. Nel 2024 il 58,1% della popolazione esprime preoccupazione per i cambiamenti climatici, valore stabile, scusate, rispetto al 2023. Circa 4 persone su 10 si dichiarano preoccupate per lo smaltimento dei rifiuti e per l'inquinamento dell'acqua. Nel 2024 la metà dei cittadini esprime preoccupazione per la qualità dell'aria, quota in aumento rispetto al 2023. Nel 2024 aumenta la quota di quanti sono preoccupati per il dissesto idrogeologico, si tratta del 28,5% della popolazione contro il 26,5% del 2023. Solo una persona su 10 include l'inquinamento acustico, quello elettromagnetico, il deterioramento del paesaggio tra le prime 5 preoccupazioni per l'ambiente. I cittadini si dimostrano attenti alla conservazione delle risorse naturali. Nel 2024 la quota di quanti fanno abitualmente attenzione a non sprecare energia è del 71,4%. Ti spiego con quel che costa, e nel 2024 ancora peggio, lieve calo rispetto al 2023. Si riduce leggermente anche la quota di coloro che sono attenti a non sprecare acqua, al 68,8% contro il 69,8% dell'anno precedente. Se c'è, togliamo la condivisione, nel caso ci fosse, altrimenti la togliamo lo stesso, e passiamo ai sondaggetti. C'è una serie di sondaggetti che ci terrà compagnia nei prossimi minuti. Partiamo con Ipsos, realizzato da Ipsos, committente ITV Movie. Abbiamo: che giudizio dà all'operato del governo? 36% positivo, 52% negativo, non sa il 12%. Indice di gradimento, voti positivi 40,9 contro 40,9, 46,6 era nel 2023. Lei è preoccupato per la situazione economica del paese? Sì, 67%, no 25%, non sa 8%. Poi, come sta gestendo il governo la situazione economica? Positivamente 33%, negativamente 54%, non sa il 13%. Trump lo ritiene affidabile? Sì, 24%, no 58%, 18% non sa. Chiudiamo la condivision e passiamo al sondaggetto successivo, che non si apre adesso. Sì, lo apriamo un po'. Intenzione di voto: BD Media commissionato. Abbiamo i partiti: Fratelli d'Italia 28,9, PD 23,8, 5 Stelle 11,1, Forza Italia 8,8, Lega 8,2, Alleanza Verdi e Sinistra 6,4, poi abbiamo Azione Calenda 2,7, Italia Viva Renzi 2,2. Scusate. Mamma mia. Poi abbiamo fiducia in Giorgia Meloni, allora complessivamente 38 positiva, 59 invece negativa. Nel governo invece abbiamo 35 positivo e 62 negativo. Se fossimo nel 1921, questa è abbastanza originale. Se fossimo nel 1921, cosa voterebbe? Partito Comunista 20,2, Socialisti 19,7, i Popolari 15,8, i Liberali 14,5, i Fasci
da combattimento, di combattimento 13,1, i repubblicani 9,9, i liberal democratici 4,2. E se fossimo nel 1983, il Partito Comunista 22,2 sarebbe primo, Democrazia Cristiana 20,8, il Movimento Sociale 18,3, il PSI 12,8, i socialisti, il PLI 8,8, i repubblicani 5, che però presero di più, forse presero l'8, il 7 o l'8, era il periodo di Spadolini, l'83. Democrazia Proletaria 3,4. Se fossimo nel 2001, questo è un bel gioco, come si chiama? Ucronia. Forza Italia 23,5, Democratici di Sinistra 22,5,3, Alleanza Nazionale 15, la Margherita 7,5, la Lega Nord, allora era la Lega Nord 7,5, che però nel 2000 aveva preso il 3,9, Rifondazione Comunista 6,4, Italia dei Valori, che non c'è più, 5,4, chiudiamo la condivisione. Questa è la prima volta in questa lunga esperienza pluridecennale, e dal 2011 mi sembra che li leggo quasi ogni giorno. Allora, consumo di alcolici, il nuovo codice della strada, realizzato da IZI SPA, sondaggio autoprodotto. Allora, abbiamo relativamente al consumo di alcolici, lei sa quali sono le novità introdotte dal nuovo codice? Inasprimento dei limiti delle sanzioni 45,4, stessi limiti ma con un inasprimento delle sanzioni 41,3, stesse sanzioni ma con un abbassamento dei limiti alcolemici consentiti 6,7, proprio qui fischi per fiaschi. Poi abbiamo questo terzo abbassamento dei limiti alcolemici. Comunque non si è innalzato, sono inasprite le sanzioni. In generale, l'entrata in vigore del nuovo codice della strada ha influito sul suo consumo di alcolici, è aumentato 1,2. Bevo per disperazione. Poi drasticamente diminuito 12,6, e questo è un bellissimo dato, leggermente diminuito 16,7, non ha modificato 67. Quando deve guidare ha modificato i suoi comportamenti. Se bevo poco, 28%, se bevo prendo il taxi 3,3, se bevo lascio guidare qualcun altro 11, se bevo non mi preoccupo del codice della strada 2,4, se bevo scelgo bevande con gradazione inferiore 4,7. Cosa beve? Dunque 28,4 birra, vino e prosecco spumante 31, superalcolici 27,4. Io per non sbagliarmi ne bevo tutti e tre, però non guido. E allora, perché se guidassi non berrei. Va bene, per gli esercenti è calata la birra 3%, il vino meno 5,4, superalcolici meno 6,8. Chiudiamo condivisione perché abbiamo l'ultimo sondaggetto, il rilevamento demoscopico, e poi entreremo in pieno oltre la pagina. Sondaggio Tecne, la politica estera di Donald Trump rappresenta un pericolo per la stabilità mondiale, sì per il 49%, no il 33%, non sa il 18%. Chiudiamo la condivisione e andiamo a vedere se ci sono. Allora, sì, no, non mi pare che i sondaggi siano molto positivi. Attenzione, nel sondaggio, se fossimo negli anni passati, PC al 22%, sempre lo stesso zoccolo duro del 20%. Qualsiasi stupido alla guida, scrive Maurizio. Ci sarebbe da riflettere sul fatto che il PC di Berlinguer abbia gli stessi, grosso modo, più o meno le stesse percentuali. Era un po' forse superiore al 22%, però sai, se tu metti Elise Lam con tutto rispetto, per carità, ed Enrico Berlinguer, insomma, le riflessioni sono quelle che ci offre Maurizio, sono obbligatorie. Grazie a Maurizio, e adesso allora intervallo tra pochi minuti per parlare del manifesto degli ebrei contro gli ebrei. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita.
Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Iniziamo allora questo oltre la pagina di oggi parlando di questo manifesto che potremmo, semplificando in maniera forse anche un po' brutale, dire manifesto degli ebrei contro gli ebrei. 200 ebrei italiani che hanno pubblicato questo manifesto contro le politiche di Netanyahu e di Trump. In Italia hanno chiesto al governo Meloni di non
diciamo, seguire queste politiche. Diciamo, i nomi più famosi sono quelli di Gad Lerner e Roberto Saviano. Allora, ne parliamo con Nathan Greppi, giornalista e saggista, che ritorna ai nostri microfoni, quindi gli do il bentornato e grazie per essere qui con noi. Ciao Nathan. Ciao Pierluigi, grazie dell'invito. Allora, ci sono naturalmente molte cose da dire. Io ho ricordato, presentando questa intervista, che questa iniziativa cade nelle stesse ore in cui in Israele si è commemorato, si è officiato il funerale di Shiri Bibas e i suoi figli, Kfir e Ariel. Ho visto un po', per quello che posso capire online, è un momento di intensa commozione per Israele. È anche comprensibile, naturalmente, perché poi questo funerale eh, riapre piaghe che non si sono mai rimarginate, quelle del 7 ottobre ovviamente. E poi c'è anche un punto, che questi signori un po' hanno la presunzione, che appartiene in generale al mondo progressista, quella di avere la presunzione di rappresentare tutti. E, mi ha ricordato questa cosa, Nathan, e poi ti do subito la parola, quando siamo 6, 7, 8 anni fa, Matteo Salvini andava nelle città dove c'erano i suoi comizi e c'era sempre il classico lenzuolo: Bologna non ti vuole, Modena non ti vuole, Frosinone non ti vuole, no? Cioè, come se costoro di sinistra, poi i comizi erano pieni, affollati, poi i voti dimostravano che non era vero, e poi qualcuno magari ha cominciato a pensare che non portava molta fortuna e hanno smesso, però resta questa spocchia di fondo: noi rappresentiamo tutti quanti gli altri. Allora, a te la parola, Nathan, perché così un po' ci spieghi come sta vivendo la comunità ebraica in Italia questo manifesto. Sul profilo Facebook di Gad Lerner in molti hanno manifestato, scusate il bisticcio di parole, una profonda contrarietà. Prego Nathan, a te la parola. Beh, sì, la stragrande maggioranza degli ebrei italiani ovviamente si è arrabbiata per questa cosa, soprattutto perché è uscita in concomitanza con il funerale dei Bibas, che è un momento molto pesante per gli ebrei di tutto il mondo, soprattutto per quelli israeliani, ma non solo per loro. E far uscire questo manifesto polemico, espressione di una minoranza rumorosa, è stato assai di cattivo gusto, perché vabbè, ci può stare che uno non sia d'accordo con il piano di Trump sulla riviera di Gaza, però cioè, ti sembra il caso di farlo uscire adesso, quando noi stiamo ricordando i due nostri bambini che sono stati uccisi a mani nude da quelli di Hamas, che poi hanno cercato persino di far ricadere la colpa sui bombardamenti israeliani. Cioè, è una roba fuori dal mondo. Tra l'altro, questo in Italia non è la prima volta che succedono. Già nell'82, durante la guerra in Libano, erano apparsi manifesti analoghi. Tra l'altro una delle firmatarie dell'epoca era Fiamma Nirenstein, che poi in seguito si è spostata dall'altra parte, anche perché poi nell'82, pochi mesi dopo quel manifesto, ci fu l'attentato alla sinagoga maggiore di Roma, in cui perse la vita un bambino di 2 anni, Stefano Gaitashed, e lì gli ebrei, diciamo quelli un po' più con sale in zucca, capivano che cos'era più importante, se la loro area politica o il loro popolo. Purtroppo a volte la storia si ripete, solo che spesso i giornali di sinistra, anche il Guardian nel Regno Unito, il New York Times negli Stati Uniti, cercano di far apparire queste voci come se fossero la voce profonda del mondo ebraico, come se fossero se non addirittura il vero spirito ebraico, quando in realtà i dati, i sondaggi dimostrano una realtà totalmente diversa, che questi sono solo una minoranza rumorosa che ritiene più importante compiacere i salotti radical chic
che essere vicini al proprio popolo, alle proprie famiglie nei momenti critici. Per darti un esempio di quali sondaggi parlo, un sondaggio condotto dall'Unione Giovani Ebrei d'Italia, con il contributo dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia nel 2024, che è stato pubblicato nel libro Due ebrei, tre opinioni, pubblicato dalla Giuntina, è stata rivolta agli ebrei italiani dai 18 ai 35 anni la domanda se Israele è un grande esempio di democrazia anche per i paesi occidentali, e in totale quelli che si dichiaravano abbastanza d'accordo, in totale quelli che si dichiaravano d'accordo erano il 65% degli ebrei sotto i 36 anni, quindi probabilmente la percentuale tra le fasce più anziane è anche più alta. Invece a non essere per niente d'accordo con questa affermazione che Israele era un grande esempio di democrazia era solo il 16%. Poi negli Stati Uniti un sondaggio condotto poco prima delle elezioni americane dal Manhattan Institute aveva rivelato che l'86% alla domanda rivolta agli ebrei americani se fossero sostenitori di Israele, l'86% degli ebrei americani ha dichiarato di considerarsi un sostenitore di Israele, mentre solo il 5% dichiarava di non essere sostenitore di Israele e il restante 9% non prendeva posizioni chiare. Poi l'86% dei filo israeliani tra tutti gli ebrei americani è la percentuale a prescindere dalle idee politiche, però se si guardava separando i repubblicani e i democratici scendeva all'83%, quindi comunque molto alto. E tra gli ebrei repubblicani la percentuale di filo israeliani saliva addirittura al 94%. Invece un poco più di un anno fa un sondaggio analogo è stato condotto anche nel Regno Unito dal CAA, che sta per Campaign Against Anti-Semitism, per chiedeva e si era rivolta alla domanda agli ebrei britannici se fossero sionisti o meno, e l'80% degli ebrei britannici, circa l'80%, ha risposto sì che sono sionisti, e solo il 6% non lo era. Cioè questi giornali di sinistra tendono, i media di sinistra tendono anche un po' per proteggersi dalle accuse di antisemitismo, tendono a dare voce unicamente a quel 5-6% di ebrei che la pensa come loro. Lo stesso Gad Lerner che tu hai citato, lui in un'intervista dell'anno scorso, credo alla Stampa, aveva detto che secondo lui gli ebrei che votavano a destra erano contro natura. Cioè, in sostanza ha detto che chi non vota come lui, chi non pensa come lui è contro natura, il che, se ci pensi, è quanto di più intollerante e antidemocratico si possa concepire. Esatto. Io infatti presentando questa concordo, perché dal tono, dalla scelta e anche dalla provenienza, dall'origine, pensando a Gad Lerner, pensando se è stata precedentemente un'analoga iniziativa negli Stati Uniti, ma il mondo ebraico newyorkese, no? Quindi tradizionalmente di sinistra. Io lo dico in modo anche crudo, a me sembra che queste persone non stiano a cuore né gli ebrei ma neanche i palestinesi. A loro sta a cuore andare contro i politici che gli stanno antipatici. Donald Trump, Giorgia Meloni, Matteo Salvini. Io ho l'impressione, leggendo questi interventi, leggendo queste iniziative, che in realtà loro vogliono fare solo quello. Aggiungo anche che, come dicevi, ed anche a un profano come me, sembra evidente che queste persone non possano rappresentare il mondo ebraico, perché usano il linguaggio dei Propal, no alla pulizia etnica dei palestinesi. Scusate, oggi ho questo problema. No alla pulizia etnica dei palestinesi, si legge in questo manifesto. È il linguaggio dei Propal, è un linguaggio che comunque strumentale, demagogico. Le situazioni sono molto più complesse. Sicuramente a Gaza avvengono tragedie, ma non dimentichiamoci
che praticamente molti civili uccisi sono usati da Hamas come scudi umani, non serve avere molte informazioni per comprenderlo, per capire, senza dover per forza stare da una parte o dall'altra, ma anche chi voglia criticare il governo israeliano non può accettare questo linguaggio, no alla pulizia etnica sulla striscia di Gaza, o addirittura la commissaria, mi sembra, l'italiana, adesso non ricordo più il cognome, che Israele ha bandito, che addirittura è andata a dire che il 7 ottobre era la conseguenza delle violenze dei coloni, delle scelte del governo, cioè in pratica il 7 ottobre se ne erano andati a cercare, che francamente è agghiacciante, è delirante, terrificante, fa spavento una dichiarazione, parole come queste. Quando le senti da un estremista di sinistra come questa signora, che non so come mai, o meglio si sa un po' come mai, è arrivata all'ONU, visto che l'ONU è piena zeppa anche di rappresentanti antisemiti, sentire personalità del mondo ebraico usare questo linguaggio ovviamente è stridente e anche poco credibile. Cosa dici, Beh, Nathan? sì, c'è da dire che già da qualche anno diversi osservatori hanno fatto notare, tipo il demografo italo-israeliano Sergio Zapper o l'avvocato americano Alan Dershowitz, che nell'ebraismo americano c'è la pessima tendenza che è crescente a voler pensare prima di tutto ai propri interessi e solo dopo quelli della collettività ebraica, perché sai, gli ebrei americani per definizione sono ebrei, ma sono anche americani e quindi risentono anche di quella mentalità un po' individualista e molto poco comunitaria che bene o male pervade tutta la società americana. E poi questa cosa, l'ONU, sì, tra l'altro l'ONU è schierata contro Israele da molto prima del 7 ottobre. Considera che già nel 1960, quando Israele catturò il Mossad catturò in Argentina Adolf Eichmann, che era quel gerarca nazista che aveva fatto ammazzare una marea di ebrei durante la Shoah. L'ONU non si schierò contro l'Argentina, che aveva dato rifugio ad un nazista, ma si schierò contro Israele, che venne accusata di aver violato la sovranità argentina. E tra l'altro, quando negli anni 70 il segretario generale dell'ONU era Kurt Waldheim, che era tra l'altro il futuro presidente austriaco, nonché un ex militare dell'esercito della Germania nazista, la Wehrmacht. Lui, quando divenne questo ex nazista, anche poi ex segretario generale dell'ONU, lui si schierò contro Israele quando non so, abbiamo qualche problema. Scusami, Nathan, è andato via l'audio, qualche problema col telefono. Abbiamo perso l'ultima frase. Qual è, fino a dove eri arrivato? Di Waldheim. Sì, Waldheim, lui aveva quando nel 76, lui quando era segretario generale dell'ONU, lui senza ritegno, da bravo ex nazista, che non si sa fino a che punto, si schierò contro Israele quando l'esercito israeliano compì l'operazione Entebbe, che consisteva nell'andare in Uganda di nascosto per salvare dei passeggeri ebrei israeliani che erano stati tenuti in ostaggio lì da terroristi palestinesi e da terroristi tedeschi di estrema sinistra, e lui non si schierò contro l'Uganda, che aveva dato rifugio ai terroristi e aveva permesso loro, sotto la dittatura di Idi Amin, di tenere prigionieri dei passeggeri che avevano l'unica colpa di essere ebrei. Però si schierò invece contro Israele, che venne accusata dall'ONU di aver violato la sovranità ugandese. Cioè l'ONU ha una lunghissima storia di essere schierato nei confronti di Israele. Tra l'altro
perché spesso è un'organizzazione che fa gli interessi dei paesi del terzo mondo, delle dittature, perché a differenza dell'Unione Europea non ha mai avuto il tabù di non far entrare paesi autocratici. L'Unione Europea, che sappiamo, ha 1000 difetti, però per esempio l'Unione Europea, pur avendo 1000 difetti, ha fatto entrare la Spagna e il Portogallo solo quando sono finiti i regimi di Franco e Salazar, ha fatto entrare i paesi dell'est Europa solo quando sono cadute le dittature comuniste. Invece l'ONU non ha mai avuto questo tabù, e il risultato è che spesso le sue politiche sono un'espressione di blocchi di paesi non democratici che votano compatti in una certa direzione. Tra l'altro bisogna capire, è chiaro che non ci si può realmente fidare di un'organizzazione che solo pochi anni fa ha messo l'Iran, e ripeto, ha messo l'Iran a capo della Commissione per i diritti umani, cioè come mettere la volpe a guardia del pollaio. Esatto. Nata, volevo chiederti, almeno a me ha sorpreso questo. Gerd Lerner non si smentisce, ma si è visto per esempio alcuni esponenti di sinistra che non erano lontani da Gerd Lerner, anche se di tutt'altro spessore a mio avviso, Paolo Mieli. Paolo Mieli si è schierato in maniera anche piuttosto forte per Israele, no? Poi la stessa Liliana Segre, che insomma assecondava tutto quello che veniva dalla sinistra, poi invece ha detto, insomma, ha sbottato, ha detto no, guardate che non possiamo chiamarlo genocidio, non scherziamo, sì, visto che lei poi l'ha provato sulla sua pelle, quindi non lo so se mi spiego. E questo significa, scusa, sto andando lungo, questo significa che è diviso comunque anche il mondo della sinistra, ebraico o filo israeliano ebraico, è comunque diviso, non la pensano, quando pensano allo stare a sinistra la pensano allo stesso modo, quando pensano allo stare a sinistra e essere israeliani ebrei cambiano le conclusioni, oppure queste sono solo scelte che dipendono anche dalla prerogativa, dalla posizione individuale, secondo te? In parte individuale, in parte frutto di schieramenti. Quelli magari di centro-sinistra tendono a rimanere comunque sionisti, tipo Emanuele Fiano, Paolo Mieli. Quelli che sono più a sinistra radicale tendono a essere sempre meno sionisti. Infatti in queste posizioni io alcuni dei firmatori, io mi sono letto tutti a uno tutte le firme, io ne ho riconosciuti diversi di quelli, ho riconosciuto tra i firmatari diverse persone che io conosco personalmente, compresi almeno un paio di miei ex colleghi di lavoro che hanno firmato questo appello, e molti di questi già era risaputo quando io li conoscevo e li frequentavo per lavoro, per militanza nell'UJ, già si vedeva che erano tendenti alla sinistra o radicale o alla sinistra woke, o comunque sinistra non di centro. E poi c'è anche da dire che Mieli o la Segre, secondo me, cioè soprattutto la Segre, secondo me loro sono prima ebrei e soprattutto di sinistra, cioè per loro difendere il proprio popolo viene prima del schierarsi con una certa area politica. Invece quelli come Gerd Lerner e gli altri firmatari chiaramente hanno invertito le priorità. Infatti questa cosa viene spesso sfruttata e strumentalizzata dall'estrema sinistra in Italia per fare propaganda contro Israele. Considera che, come ha spiegato la storica Alessandra Tarquini nel suo libro La sinistra italiana e gli ebrei, già negli anni 50-60 il PC, il Partito Comunista Italiano, quando doveva cercare interlocutori in Israele, spesso non li cercava nel Mapam o negli altri partiti socialisti maggioritari, ma li cercava nelle frange, neanche nel Partito Comunista ufficiale, ma nelle frange in alcune frange nate
sulle frange ultra-radicali nate da scissioni del Maki, che era il Partito Comunista Israeliano. Cioè già durante la Guerra Fredda ampi settori della sinistra italiana riconoscevano come unici interlocutori legittimi in Israele quelli della sinistra più estrema, dura e pura. Quindi nella sostanza non è cambiato nulla. In conclusione, mi sembra, io lo ripeto, dopo il 7 ottobre lo ripeto perché si percepiva prima, ma adesso è chiaro, è davanti agli occhi di tutti, un certo, diciamo, attacco all'antisemitismo è stato usato dalla sinistra in maniera strumentale contro i propri avversari politici. Quando si parla, per esempio, adesso l'SPD, che viene accusata di essere di ispirazione nazista, eccetera, ma qualche anno fa si sarebbe subito associato il nazismo, la Shoah, i campi di concentramento, l'antisemitismo. Adesso si dice nazismo, ma l'antisemitismo, la Shoah, i campi di concentramento, per esempio, mi sembra che addirittura tra un po' la Shoah non sia più un tabù. Credo che nelle manifestazioni pro-Pal, che sono frequentate prevalentemente da persone di sinistra, anzi solo da persone di estrema sinistra, sono apparsi manifesti negazionisti. Questo fa sì dire due cose su questo? Prego, a te scusa, stavo parlando, abbiamo ancora 2 minuti, a te la parola. Sì, guarda, su questo dico due cose. Uno, secondo me uno dei motivi per cui il conflitto israelo-palestinese suscita tanto interesse è perché esso vede scontrarsi da parte in seno all'Occidente due sensi di colpa. Uno per la Shoah, che porta a simpatizzare per Israele, e l'altro per il colonialismo europeo, che porta a simpatizzare per i palestinesi, e quindi tende a dipingere Israele in maniera stereotipata come un paese colonialista, quando per gli israeliani Israele non è una colonia ma la loro unica casa. E alla fine da giudicare dalle reazioni al 7 ottobre è chiaro quale dei due sensi di colpa ha avuto la meglio. Poi tu parli della Shoah, ma secondo me un altro aspetto grave, l'avevo già detto in passato, è che se oggi c'è tanta gente che simpatizza apertamente per Hamas senza nasconderlo minimamente, cioè per un movimento islamista radicale, è la dimostrazione che gli occidentali non hanno imparato niente da tutto ciò che è successo dall'11 settembre in poi, tra gli attentati alle Torri Gemelle, la lotta all'ISIS, gli attentati di Charlie Hebdo e Bataclan, cioè da tutto quello, e per non parlare degli ultimi attentati recenti delle ultime settimane, cioè la gente non solo non ha imparato dalla Shoah, ma non ha imparato nemmeno da cose ben più recenti, e il cui ricordo nella memoria collettiva dovrebbe essere molto più fresco. Assolutamente giusto. Allora, dobbiamo chiudere. Io ringrazio Nathan Greppi, grazie davvero Nathan, e a risentirci a presto. Grazie mille Pierluigi, a presto. Andiamo verso la conclusione, togliamo la condivisione e andiamo. Allora, non esistono palestinesi ma arabi di Palestina, della storia evolutiva, sempre Maurizio. E poi questo manifesto è stato firmato da Lerner, forse Marco da Modena, probabilmente lo considera, come dire, un commento da sé, l'ha firmato Lerner. Correggimi se l'ho letta giusta la tua interpretazione, Marco. Non perdonare niente, la gente sa benissimo quello che fa. Questo è un meme, credo. No, non è un meme, è una foto che è stata mandata da Antonio. Non perdonare niente, la gente sa benissimo quello che fa. Male la sua voce, che qui emerge grandissima. Tu sei bella come sei. Domanda Carlina, vediamo se c'era tempo di mandarlo in onda. Intanto adesso andiamo all'intervallo.
tra poco con qui Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A febbraio... Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna. Zio Daniel!
Piccolo Darcy, che si dice? Per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Nicola, hanno rapito un'altra giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattare, trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Calipari, dirigo l'ufficio ricerca del Sismi. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu? Sì! Un'intensa performance. La riporti a casa, vero? La riporti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. Eccoci di nuovo in diretta, sempre con Oltre la pagina di Radio Libertà. Tra poco qui Parlamento con Andrea Barabotti. C'è anche un messaggio Dino dalla provincia di Brescia, che ha trovato interessante l'intervista sul caso Israele-Palestina. Grazie per le belle parole, Dino. Io ho notato che sui giornali di sinistra l'hanno data con ritegno, mentre hanno dato più risalto, Libero, visto Libero al giornale, hanno dato più risalto perché è una notizia comunque agghiacciante, visto i toni usati da Gad Lerner e dai suoi accoliti. Almeno io la penso così. Adesso cambiamo completamente argomento, perché andiamo a parlare di economia. Un emendamento di Andrea Barabotti è stato approvato in Commissione Attività Produttive, ne parleremo proprio con lui tra pochissimi istanti. Il tempo della sigla di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, intanto fatemi dare il bentornato e il grazie per la sua presenza ad Andrea Barabotti, che rappresenta la Lega in Commissione Bilancio Attività Produttive Montecitorio. Bentornato Barabotti. Grazie dell'ospitalità a Radio Libertà. Buongiorno. Allora, questo suo emendamento che riguarda la legge disposizioni in materia di economia dello spazio interviene sulle competenze degli operatori del settore. Cioè, Andrea, stiamo parlando del futuro che è già qua. Quindi diciamo, quali sono le indicazioni? Mi sembra di capire che in Italia, ovviamente, anche per carità, ci sia la necessità di stabilire un perimetro normativo legislativo per l'economia che sta arrivando, quella dello spazio. Beh, allora, intanto grazie della domanda, grazie dell'interessamento a questo che è un tema centrale per il nostro futuro. L'economia dello spazio non da oggi è un'economia che esiste e che consente ai paesi di sviluppare alcune fra le migliori tecnologie conosciute. L'Italia da questo punto di vista è sempre stata uno dei paesi leader a livello mondiale nelle tecnologie che si sviluppano a proposito. Ricordiamo che l'Italia è stato il secondo paese al mondo a lanciare in orbita dei satelliti, quindi abbiamo un know-how veramente incredibile che è fatto soprattutto da piccole e medie imprese, come spesso accade per le nostre realtà produttive. E che cosa accade? Accade che questa norma vuole iniziare, è la prima adottata dal nostro paese, a iniziare a porre alcune regole che dovranno in qualche modo armonizzare la competizione anche in quel livello, avendo un occhio di riguardo per le piccole e medie imprese. Parlando di lanci spaziali, parlando di tutte le delicate operazioni che stanno a monte del lancio e che poi fino alla buona riuscita della missione ci sono degli inconvenienti che potrebbero sorgere e quindi la necessità per gli operatori di avere delle polizze assicurative. Quindi l'emendamento che abbiamo predisposto è un emendamento che nella valutazione del rischio che si fa anche per definire i premi assicurativi, i costi a carico delle aziende, noi diciamo
consideriamo tutta una serie di caratteristiche e fra queste consideriamo anche l'esperienza che hanno queste piccole e medie imprese in queste operazioni spaziali. Quindi attraverso questo emendamento noi immaginiamo di poter garantire alle piccole e medie imprese italiane una valutazione di rischio più favorevole, che quindi comporta un abbassamento dei premi assicurativi che devono essere corrisposti e quindi una maggior competitività delle piccole e medie imprese che hanno know-how sviluppato nel tempo. Ecco, questa è un po' la sintesi di questo emendamento che si inserisce all'interno di una legge delega al governo su una materia importantissima. Rabotti, volevo un attimo vedere un quadro più complessivo, no? Che comunque si inserisce sempre questa informazione che lei ci ha dato, si inseriscono in un quadro più complessivo. Gli addetti ai lavori spiegano che l'Europa ha bisogno del sovranismo digitale, e quindi sicuramente anche l'economia spaziale c'entra, anche così come poi l'intelligenza artificiale, e tutti spiegano che sono necessari gli investimenti, è anche magari scontato dirlo. Io degli ultimi dati che avevo visto è che mentre la Germania e anche la Francia sono già partite, io ne ho parlato qualche mese fa, l'Italia sul fronte degli investimenti era molto in ritardo, e adesso era molto in ritardo. Volevo capire come stanno le cose in questo momento con questo governo. Chiaramente non dimentichiamoci l'emergenza energetica, il Covid, eccetera. Però appunto adesso già questo emendamento dimostra che c'è una direzione, che si sta andando verso una direzione. Volevo capire lo stato dell'arte su questo fronte. Guardi, purtroppo bisogna guardare la realtà in faccia. Ora, il sovranismo digitale è, diciamo così, un miraggio per l'Europa, è un miraggio per il nostro paese, no? Qualsiasi cosa che abbia una dimensione digitale ha bisogno di, ad esempio, energia. Quindi in assenza di una sovranità energetica è impossibile sviluppare una sovranità digitale. Diciamo, quindi il nostro paese ha bisogno, perché prima di questo governo c'è stato un lungo percorso di cessione di sovranità, quindi noi abbiamo bisogno di ritrovare sovranità nei settori primari, diciamo così, in alcuni aspetti che vengono prima della sovranità digitale. Dopodiché è evidente che tutte le norme a cui noi stiamo lavorando sono orientate in questa direzione e perseguono questa finalità. Faccio un esempio: anche l'articolo 25, tanto discusso all'interno di questa legge quadro sull'economia dello spazio, prevede ad esempio la creazione di una riserva nazionale per le operazioni di trasmissione nello spazio. Cioè, anche all'interno di questa legge ci sono degli articoli che ritagliano per le esigenze di primario interesse nazionale delle riserve e dei percorsi particolari proprio a tutela degli interessi e della difesa nazionale. Quindi noi abbiamo approvato nel tempo delle norme ad hoc che riguardano gli interessi strategici del nostro Paese, abbiamo approvato delle norme per l'approvvigionamento da parte del nostro Paese delle cosiddette materie prime critiche. Quindi noi a partire dalle basi, a partire dalla tutela della nostra agricoltura, per arrivare fino all'approvvigionamento delle materie prime critiche, fino allo sviluppo di nuova energia, ovunque stiamo lavorando seguendo questo sacrosanto principio che è quello del recupero di sovranità. Quindi parlare di sovranità digitale è fondamentale, perché la ricerca, l'innovazione sul piano digitale poi è abilitante per anche il tema della transizione ecologica, e quindi per una migliore gestione e razionalizzazione delle risorse che abbiamo, per una migliore gestione di tutti i processi produttivi, e quindi è bene avere un know-how e la nostra sovranità anche da quel punto di vista.
ma il nostro impegno si dispiega dall'inizio di questa legislatura fino ad oggi proprio in quella direzione, a partire da quelle politiche che sono proprio alla base del nostro sistema produttivo. Benissimo, direi che è stato chiaro, ci ha dato un quadro anche molto, molto realistico. Io direi che allora possiamo liberare l'onorevole Barabotti e i suoi impegni. Grazie ad Andrea Barabotti. Grazie. E a risentirci presto. Grazie a voi, a presto, buona giornata. Qui Parlamento. La sigla. Allora, adesso vediamo se ci sono qualche minuto per le telefonate, se volete. Ne era arrivata una, ma mentre stava parlando l'onorevole. Allora, andiamo a dare le aperture dei siti di riferimento. l'ANSA, Fontana contro il Ministero della Salute, classifiche inaccettabili. Il governatore della Lombardia critica i parametri scelti per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza diffuso ieri, non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità. Poi ANM, lo sciopero a difesa della Costituzione, non di una casta. Buona guarigione Papa Francesco, con immenso affetto, i bimbi e la maestra a scuola paritaria Nostra Signora di Lourdes a Roma, con i cuoricini, commovente, molto bello. Ci uniamo anche noi, anch'io, non noi, non è che faccio come Lerner che rappresento, lui rappresento io gli ebrei, no, io rappresento chi? Rappresento solo me stesso, quindi voi lo sapete, Francesco mi sta molto molto a cuore, contro ogni considerazione politica che io stesso faccio sulle sue parole, però inopinatamente, mai è successo qualcosa di simile prima. Questo Papa mi sta a cuore e io sono pure anticlericale, pensa un po'. È folgorato sulla via di Damasco San Pierluigi, San Cice Barbò, pensa un po', San Cice Barbò, che giorno di calendario lo facciamo celebrare. Allora, il Papa ha una madre che ha perso un figlio, non c'è nome per descriverlo. Sono sempre parole di speranza, sapevo che non mi avrebbe abbandonata nemmeno questa volta. Andiamo all'apertura del Corriere. Sanità, l'ira del governatore della Lombardia Fontana, inaccettabili graduatorie del ministero vogliono penalizzarci. Sei incinta, dimettiti. La consigliera di Fratelli d'Italia lascia dopo la bufera sulle sue frasi: il mio intervento manipolato, caduto a Treviglio in provincia di Bergamo. Terre aerobiche. Dalle terre aerobiche ai nostri telefoni c'è la prima telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini. Buongiorno. Allora, volevo dire qualcosa, poi spero che siate d'accordo o no, questo non lo saprò mai. Comunque, voglio dire la mia sui partiti di destra e di sinistra. Allora, secondo me, signor Pellegrini, la sinistra e gli altri che si oppongono alle destre sono paralizzati, secondo me sempre, non hanno un progetto e non mi pare abbiano una gran voglia di fare politica. La società mi sembra è oggi composta da individui isolati, spaventati e arrabbiati, privi di un legame sociale. Cosa dice? La Costituzione fonda il legame sociale sul lavoro, mi sembra, no? Se però i partiti, signor Pellegrini, sono ormai ridotti soltanto a gruppi dirigenti che si limitano alla comunicazione, questo è semplicemente marketing e non politica, secondo me. La politica deve recuperare stima e considerazione di se stessa, ritenersi la forza collettiva che guida la società e non una debolezza che segue e asseconda processi sui quali non ha alcuna presa. La saluto e buona giornata. Grazie signora Lisetta. Noi proseguiamo leggendo le informazioni dei nostri siti. Andrea Stroppa, gli attacchi a Fratelli d'Italia e Piantedosi, davvero parla a nome di Elon Musk, sono sempre su Repubblica. Trump attacca la UE, nata per fregarci, dazi del 25% in arrivo, e a Kiev scordi la NATO. Poi andiamo su Repubblica, sempre Gene Hackman,
si è incinta, niente politica, si dimette per la consigliera Fratelli d'Italia a Treviglio, torna a fare la mamma, l'ira di Fontana sulle classifiche sanitarie, sciopero dei magistrati, chissà se qualcuno se ne accorgerà. E poi psicodramma bianconero, l'uscita dalla Coppa Italia costa alla Juventus 25 milioni di ricavi, dalla Coppa Italia 25 milioni, è un bel danno economico oltre che sportivo, considerati gli oltre 200 milioni investiti dal club, eccetera. E io invece ho questo triste presagio, questo triste presentimento, e visto parliamo sempre di cose serie, una virgola di calcio. Io sono convinto che Thiago Motta, che è diabolico, mefistofelico, è stato anche un grande giocatore del triplete dell'Inter, abbia già programmato tutto. Allora, eliminato dalla Champions, eliminato dalla Coppa Italia, tra l'altro questo gli evita il confronto in semifinale con il suo Bologna. Se venisse, pensate se in semifinale fosse stato eliminato dal Bologna di Italiano, di Vincenzo Italiano, per lui sarebbe stato uno smacco ben maggiore di quello di ieri. Questo gli lascia tutto il tempo per preparare, lui ha degli schemi particolari, ha un calcio che non viene pensato per linee trasversali ma longitudinali, un calcio strano, sì, complicato. Si dedica completamente al campionato e magari Inter e Napoli pareggiano, poi l'Inter e Atalanta pareggiano, la Juventus pareggia con l'Atalanta, fra 3 giornate Juventus appaia l'Atalanta al terzo posto, si trova a 3 punti dall'Inter e a 5 punti dal Napoli, primo in classifica, quindi Juventus fra 3 giornate assolutamente in lotta per lo scudetto. Se succede vi vedo piangere. Sono un anti-juventino naturale oltre che interista, ma questa è solo la mia previsione, è una divagazione calcistica, anche perché qua vedo Mourinho che stangata sempre da Dago Spia. Dopo il Galatasaray Fenerbahce, Mourinho è stato squalificato 4 giornate per la folle accusa di razzismo e per la frase del quarto uomo. Lo Special One ha preso 2 giornate per aver detto ai componenti della panchina del Galatasaray che saltavano come scimmie, ma senza alcun intento razzista. Altre 2 giornate sono arrivate per la frase del quarto uomo turco. Mourinho l'ha invitato a vedere come arbitrava Vincic, il direttore di gara sloveno designato per la partita. Allora, andiamo all'intervallo, c'è un intermezzo musicale, accontentiamo Carlina, Mal dei Primitives, Paul Bradley, e poi rientriamo per chiudere questa tranche della trasmissione con Segui la Lega, e poi dopo le 14.35 con Andrea Ropa, la chiusura dei negozi, le donne che prendono meno, hanno un salario, percepiscono il 20% in meno rispetto ai maschi, ma poi lì la cifra addirittura c'è una certa cifra del 27%. E poi già che ci siamo, quanto può essere rischioso questi dazi pronunciati da Trump al 25% per l'Unione Europea. Allora, intanto deliziamoci le orecchie con la voce dalla grande estensione, come ci è rivelato l'ascoltatore Maurizio, dalla notevole estensione di Paul Bradley, Mal dei Primitives.
Rientriamo, quindi dopo questo tuffo in un bellissimo passato, eravamo su Dagospia, vediamo se ci sono troppi figli di e zie di nel cinema italiano, c'è troppo nepotismo e la denuncia di Pupi Avati Attack. E allora invece noi adesso attacchiamo i consigli per seguire la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te il Pellegrino, segui te la Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Sono veramente tante le cose che si possono fare su questo sito. Sostenere le forze dell'ordine, firma anche tu le proposte della Lega nell'IDL sicurezza, quindi oltre a sostenere le forze dell'ordine darete più peso alle proposte della Lega. Poi ricordiamo l'8 e il 9 marzo i gazebo per la pace fiscale, rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali, ne parleremo domani alle 14.05 nel qui Parlamento con Massimo Garavaglia. Poi abbiamo Presidente della Commissione Finanze, poi abbiamo il calendario delle feste della Lega e la possibilità di iscriversi alla Lega. È molto facile e molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, infine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io mi permetto di raccomandare ampli, profondi e calorosissimi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche tutti quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier, l'atto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, i soldi dello Stato vuole tenerseli, ma noi possiamo dirgli almeno abbiamo questa possibilità. Dove spenderli? In questo caso, scelta libera che non ti costa nulla, naturalmente, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. A questo punto è redazione della Lega, quindi noi diamo le indicazioni veramente con la gioia del cuore per sostenere la Lega. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto e infine le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici. E abbiamo Luca Toccalini questa sera 4 di sera alle 20:30, poi abbiamo sabato in un'ora antelucana al cuore della notte per chi vi parla Tiziana Nisini a 7 giorni Rai 1, poi sempre sabato ora diciamo sempre presta ma alle 10:05 Punto Europa Rai 3 con l'europarlamentare Susanna Ceccardi, ancora sabato alle 10:15, 10 minuti dopo Canale 5 Super Partes con Paolo Formentini e poi no, chiudiamo lunedì 3 marzo Alberto Bagnai 24 mattino Radio 24 alle 8:35 con il responsabile Economia Lega, martedì 4 marzo rubrica Economia Sky TG24 ore 17:15 con Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese, e il giorno dopo mercoledì 5 marzo stessa ora, stesso programma Economia Sky TG24 con il presidente attività produttive Montecitorio Alberto Gusmeroli. E con Segui la Lega abbiamo chiuso, intervallo.
Allora, andiamo a cambiare completamente argomento, come vi ho detto. È un argomento che ci riguarda e come, perché fa parte del tessuto sociale. Certo, è cambiato molto, però come non ricordarmi quando con mia nonna Vittoria, meravigliosa nonna Vittoria, mi metteva a cavallo della bicicletta, c'era il salino o davanti o dietro, e poi andava a fare la spesa, quindi si andava dal pizzicagnolo, o si andava, me lo scrivete, adesso vi do 2 termini e mi fate capire se siete poliglotti. Si poteva andare dal Ciagliar, oppure si andava anche dal Becciar. Lasciamo il mistero. Sta di fatto che comunque la nostra memoria di come cittadini, come persone, è molto legata ai negozi, che però stanno drammaticamente chiudendo. Ne ha parlato anche nei suoi articoli su QN Andrea Ropa, che saluto e ringrazio naturalmente. Bentornato Andrea, grazie per essere qui con noi in collegamento via Skype. Ben trovati e grazie dell'invito. Allora Andrea, io ho fatto un po' una sintesi dei tanti temi di cui ti sei occupato in questi giorni. La crisi degli esercenti nel 2024, per ogni negozio aperto 3 chiusi, e tra 10 anni non se ne apriranno più. È una crisi che peraltro c'è il Covid, c'è la vendita online, c'è la crisi energetica, ma secondo me nasce e viene da lontano. Già negli anni 90, io ti parlo da leghista, non è una cosa politica, dalle mie parti, Veneto, Pordenone, la Lega era contraria ai centri commerciali perché diceva che avrebbe distrutto il piccolo commercio. È quello che è successo, ma ho paura che non si potesse fare diversamente. Poi tu hai registrato un aumento delle donne imprenditrici. Le donne sono sempre più dentro il lavoro, sono sempre più importanti, non sono solo pari, forse sono anche più forti, però prendono meno soldi. Dal 20 al 28% dipende dai dati che si sono letti dai giornali. Sinceramente, oltre che essere sbagliato, evidentemente ingiusto e anche inspiegabile, da parte mia, volevo una tua opinione. E poi una notizia di ieri, praticamente, Trump che ha annunciato il 25% dei dazi per l'Europa, nata per danneggiarci, ha detto Trump. Abbiamo visto anche però, per esempio, col Messico, Trump è un po' anche un po' un cane che abbaia che non morde. Volevo capire da te cosa ne pensi. Ma partiamo da questa distruzione di quello che faceva parte dei nostri villaggi, dei nostri paesi, delle nostre città, dei nostri comuni. I negozi che spariscono. Sì, questo è un tema davvero, davvero importante ed è un tema davvero preoccupante. L'allarme che ha lanciato Confesercenti nei giorni scorsi è un allarme reale, basato sui numeri, sulle cifre, ma soprattutto basato su una sensazione che vediamo noi ogni giorno, in cui ci accorgiamo che sempre più esercizi commerciali di prossimità, quindi negozi, vengono chiusi e al loro posto spesso vengono altre categorie merceologiche o addirittura rimane il deserto. E questo porta a una serie di problemi, evidentemente una serie di problemi sul servizio che veniva fornito e che non viene fornito più, tanti problemi anche a livello di ordine pubblico, perché laddove nelle nostre periferie soprattutto vengono a mancare i presidi fondamentali dei negozianti, e allora questo territorio viene ben presto occupato dalla criminalità o comunque da attività meno lecite. E soprattutto il venire meno di questo tipo di attività è un grosso introito per lo Stato che non c'è più, perché comunque le attività commerciali sotto forma in primis di IVA, ma poi di una serie di altre tasse, fra le quali l'IRAP e tante altre tasse anche a livello locale, pagano molti tributi che così facendo vengono a mancare nei bilanci delle amministrazioni comunali e neanche dell'amministrazione centrale. Quindi è un danno
che viene spalmato su diversi referenti ed è un danno grave, un danno emergente, un danno sociale, un danno economico e un danno anche evidentemente all'occupazione, perché poi la gente che non è occupata all'interno di un'attività propria poi evidentemente finisce a ingrossare le file dei disoccupati. I motivi sono i tre che abbiamo elencato prima. Primo fra tutti l'espandersi del commercio online, che ormai è assolutamente prioritario nelle scelte di acquisto degli italiani e non solo degli italiani, che quindi preferiscono comprare la roba online e vedersela recapitata direttamente a casa attraverso i corrieri, piuttosto che andare a fare un po' di sano shopping, magari facendo una passeggiata e stando un po' all'aperto, insomma. E poi evidentemente sì, anche la burocrazia, l'eccesso di burocrazia, l'eccesso di tassazione, il mercato che è sempre più ristretto, evidentemente, e queste cause portano inevitabilmente a numeri negativi che da qui al 2034 non ci sarà più nemmeno l'inaugurazione di un negozio. Magari questo, come calcolato da Confesercenti, magari questo è un po' esagerato, però io credo che effettivamente questo tipo di trend continuerà e sarà sempre più preoccupante. Anche per perché quello che riguarda il secondo tema che mi avevi proposto, Pierluigi, direi volevo soffermarmi ancora quello della differenza diciamo dello stipendio, dei soldi guadagnati dalle donne, ma volevo fermarmi ancora un po' su questo argomento. Allora, la De Luise, presidente Confesercenti, denuncia anche un altro fattore: vengono meno i negozi, viene meno uno strumento anche che è stato veicolo importante per la pubblicità dei prodotti, la famosa specialità italiana. Mi viene in mente, magari sarà stupido, via Monte Napoleone a Milano, che la conosce il mondo, ed è stata sicuramente un'esposizione per la moda. E anche io sono assolutamente preoccupato perché lo dico ai miei ascoltatori, racconto sempre i fatti miei. Nel 2004 abitavo qui in Brianza e c'era questo piccolo comune Ronco Briantino circondato da centri commerciali e c'erano 2 panifici e una pizzeria da sport, basta, che insomma ti stravolge, ti sconvolge. Però io voglio anche essere critico. Lo conosco, è il mondo dei confesercenti. Non è un mondo che è stato troppo chiuso in sé, che ha sempre giocato sull'influenza che potevano esercitare sul tessuto sociale del piccolo medio comune, e forse non si sono dati una scossa. Per esempio, adesso sono migliorate, ma qualche anno fa io vedevo forti ritardi anche sulla vendita online del singolo. Sono negozi che vendono cose meravigliose, fantastiche, introvabili, quindi sono oltre la concorrenza sia dei grandi centri online, ma anche dei centri commerciali di distribuzione, che però magari sul fronte della vendita online non hanno un sito che funziona, non hanno neanche un sito certe volte. Ho notato che è migliorato molto. Questa lo faccio perché è una critica onesta, sincera, che comunque potrebbe anche essere sbagliata la mia. Volevo una tua opinione. No, io anzi al contrario la condivido, Pierluigi, la condivido perché evidentemente il problema dei negozi di prossimità è esattamente quello che stavi dicendo tu, al di là del credito che si fa fatica ad avere, della burocrazia e del problema di cui abbiamo parlato prima, e anche della forte concorrenza delle grandi catene commerciali sia fisiche che online. Qual è il problema? Il problema è che se uno concepisce un negozio di prossimità soltanto sulla base delle persone che entrano fisicamente dentro e comprano il prodotto, è evidente che questo genere di business non può essere sufficiente per sostenersi. Se invece abbinato a questo tipo di vendita di prossimità, cioè vendita fisica, diciamo così, viene abbinato la vendita di prodotti realmente di pregio per quello che riguarda il Made in Italy online, significa che il mercato diventa più non solo il quartiere, non solo la via, non solo la città nella quale insiste il negozio di prossimità, ma diventa il mondo intero. Per cui, a mio modo di vedere, l'arma della tecnologia, la rivoluzione digitale è un'arma a doppio taglio, ma che può essere dai negozianti vista anche sotto questa forma, come una grande opportunità per poter uscire dalle vendite di quartiere e dalla vendita
spicciola che si realizza in negozio e poter piazzare in Australia, nel mondo, gioielli del Made in Italy che altrimenti farebbero fatica ad essere veicolati. Quindi certo. io la vedo più come un'opportunità. È chiaro che questa opportunità è riservata ai negozianti che sono in grado di investire, di adeguarsi dal punto di vista tecnologico, di cavalcare la rivoluzione digitale anziché subirla, e quindi evidentemente c'è bisogno di una nuova generazione di negozianti e di esercenti che sia in grado di cogliere questa opportunità. E questo, per quello che riguarda i negozianti italiani, non è sempre la realtà di oggi. Poi sia chiaro, io ho fatto perché bisogna anche diciamo cercare delle critiche. Poi è chiaro che la burocrazia, le tasse, la concorrenza sleale, vedere il negoziante italiano che deve avere tutto in regola, 626 eccetera eccetera, e quello straniero chi se ne importa, francamente ti cadono le braccia. Cioè non è che voglia disconoscere tutte le lamentele più che legittime e giustissime degli esercenti. Allora è un mistero, oltre che essere profondamente ingiusto, perché le donne prendono di meno. Quando tu hai anche portato questi dati sulle donne imprenditrici, adesso li avevo scritti, più 50.000 imprenditrici in più nel 2024, cioè proprio sempre di più la donna è immersa nel mondo del lavoro, quindi una presenza sempre più forte, ben oltre forse anche che alla pari rispetto agli uomini. Perché prendono di meno? Addirittura il 20, ma ci sono certi dati addirittura arrivano al 28, avevo letto, perché dipende un po' dai giornali, dalle fonti. Comunque prendono di meno, e questo io lo trovo, l'ho già detto e lo ripeto, ingiusto ma anche inspiegabile. Non capisco come si possa arrivare a questa discriminazione. Ma guarda, dal punto di vista formale è veramente difficilmente spiegabile, perché questa differenza di retribuzione, quella che in termini anglosassoni si chiama gender pay gap, è un problema grave, è un problema importante ed è un problema che riguarda in maniera precipua l'Italia, che è il paese dove questo gender pay gap è uno dei più ampi, sicuramente per quello che riguarda il mercato europeo, è uno dei più grandi a livello delle grandi potenze economiche mondiali. Però è difficilmente spiegabile proprio per il fatto che noi abbiamo cercato anche di capire l'origine di questo gender pay gap e non siamo riusciti ad arrivare in capo al tema e al problema, a dare una risposta alla tua domanda, per il semplice motivo che se tu vai a vedere i contratti nazionali di lavoro, sia per quello che riguarda il privato che per quello che riguarda a maggior ragione il pubblico, queste differenze non esistono, non ci sono. Quindi formalmente la parità dovrebbe essere assoluta. Per quello che mi riguarda sono assolutamente d'accordo con te nel definire non solo incredibile ma profondamente ingiusta questa disparità, perché le donne molto spesso non solo sono in grado di compiere lo stesso tipo di lavoro, ma molto spesso, anche nella mia esperienza personale, sono in grado di farlo meglio di quanto non riescano a farlo gli uomini, per cui non si capisce per quale motivo debbano guadagnare un quinto in meno e soprattutto debbano farlo in taluni mercati del lavoro, fra i quali appunto quello italiano è uno dei principali. Ed è difficile addivenire a una risposta. Evidentemente ci sono ancora delle ritrosie, di qualcosa di atavico, delle incrostazioni che vengono dal passato che non sono in grado di pareggiare questo gap, che davvero nel 2025 non è più accettabile, non è assolutamente accettabile. No, perché altrimenti mi tocca dar ragione a chi parla di patriarcato tossico, perché sui soldi sono qualcosa di delicato e oggettivo, e quindi veramente vedo però che anche un addetto ai lavori come te si fatica ad arrivare a capire, perché evidentemente le vie sono molto tortuose. Ti chiedo allora l'ultimo capitolo di questa nostra conversazione è la notizia di ieri che tiene banco sui giornali di oggi.
i dazi, Trump 25%, l'Europa è stata creata per danneggiarci, abbiamo già visto però col Messico, prima abbaiato, poi alla fine trova una quadra, minaccia l'Europa per poi trattare Stato per Stato, no? Una trattativa a geometrie variabili, potremmo dire. Cosa ne pensi? Quanto innanzitutto devono preoccuparsi i produttori italiani che hanno nel mercato statunitense un interlocutore primario importantissimo? E tu cosa prevedi possa accadere? Cosa possa, non ti chiedo la sfera di cristallo ovviamente, ma secondo te in che direzione andranno le cose economiche dopo perché mi sembra che abbiamo già visto Trump ama scandalizzare, sconvolgere, fare il pazzo, poi però le decisioni magari finora almeno non sono così drastiche e definitive come sembra nelle premesse verbali. Cosa ne pensi, Andrea? Allora, partiamo dai numeri. I numeri sono che il mercato degli Stati Uniti per il Made in Italy, per l'export italiano, che ricordo è il quarto export mondiale fra i paesi del mondo, quarto, il mercato degli Stati Uniti è il secondo mercato dopo la Germania. Per cui per noi il mercato statunitense, per le nostre imprese, è un mercato assolutamente fondamentale. Per cui sarebbe sciocco dire che dazi del 25% non andrebbero in qualche modo a danneggiare questo tipo di mercato e quindi molte delle nostre imprese. Questo no, questo non lo si può dire. Tuttavia osservo almeno un paio di cose. Primo, abbiamo già visto che il modo di fare di Trump è questo. Questo signore nel giro di un mese dal suo insediamento ha rivoluzionato il modo di fare, ha rivoluzionato diverse cose e lo fa con questo sistema, appunto, no? che è quello di lanciare il sasso, di creare il tema, di fare caos, salvo poi naturalmente mitigare le proprie pretese o in qualche modo addivenire a ben più miti consigli. Anche perché, seconda cosa che desidero rilevare, non è la prima volta che noi abbiamo a che fare con Trump. Donald Trump ha già avuto un mandato presidenziale dal 2017 al 2021 e nel corso di questo mandato presidenziale, durato 4 anni, ha già introdotto dei dazi nei confronti dell'Europa, ha già portato avanti una politica protezionistica che però non ha dato quegli scossoni e non ha procurato quei danni terribili che invece avrebbe potuto provocare. Quindi non è la prima volta. Questo è un po' un modo di fare politica di Trump, con il quale poi non so se unilateralmente, cioè se paese per paese sarà in grado di negoziare, o ancora meglio se l'Europa nel suo complesso sarà in grado di negoziare con Trump. Sono convinto che poi si troverà una soluzione. Chiaro, la reazione dell'Europa in questo momento è stata piccata. Non è vero che l'Europa è stata formata per fregare gli Stati Uniti, come dice Trump, anzi, gli Stati Uniti con noi è stata una manna per gli Stati Uniti. L'Europa, la formazione dell'Europa, reagiremo con fermezza. Ecco. Quindi il tema è lanciato, il sasso nello stagno è lanciato. Avete visto cos'è successo quando Trump ha accusato Zelensky di essere un pessimo comico e un dittatore da operetta, che poi oggi o domani lo riceve alla Casa Bianca e insieme firmano l'accordo sulle terre rare. Cosa significa? Che a lui piace comunque esporsi, fare un passo in avanti, salvo poi in qualche modo ricucire, come ha fatto col Messico, come sta facendo col Canada e come sicuramente farà con l'Europa, salvo poi in qualche modo addivenire a una trattativa dove portare a casa qualcosa, che magari questo qualcosa è la metà, un quarto, 2/3 di quello che lui avrebbe chiesto all'inizio, di quello che lui spara all'inizio, ma qualcosa comunque porta a casa. È una tattica. È un modo di fare politica, è discutibile finché si voglia, ma il presidente degli Stati Uniti è lui, per cui noi in qualche modo dobbiamo abituarci a questo modo di fare, che peraltro non è nuovo, perché come dicevo prima, già nel mandato precedente che Trump ha fatto alla Casa Bianca,
agiva esattamente così, e anzi il nostro export non è morto, non è calato, è ulteriormente aumentato. Se voi andate a vedere i numeri dell'interscambio con gli Stati Uniti nel quadriennio 2017-2021, il nostro interscambio con gli USA, nonostante Trump alla Casa Bianca, è aumentato. Credo che finirà così anche questa volta. Allora, siamo in chiusura. Si legge sui giornali che questo sarebbe comunque il modus operandi col quale si stipulano gli affari, si conducono gli affari a New York e dintorni. Il rampantismo, si aggredisce l'interlocutore, lo si mette alle strette e poi si arriva a conclusioni. Quindi un modo poco politico ma molto economico. Andrea, purtroppo stiamo chiudendo, quindi abbiamo finito, è volato il tempo. Io allora ti ringrazio, ricordo sempre QN Quotidiano Nazionale, Andrea Ropa l'abbiamo avuto con noi, lo saluto, lo ringrazio e a risentirci a presto. Grazie, a presto. E adesso andiamo verso le conclusioni di questa 14:58, veramente ormai siamo prossimi. Abbiamo le associazioni di categoria dei commercianti hanno una grossa responsabilità. Ora fanno finta di occuparsi di loro solo perché sono preoccupati di non avere più vacche da mungere. Dov'era la Confcommercio, la Confesercenti quando gli associati chiedevano aiuto per la concorrenza sleale dei centri commerciali e dei finti agriturismi? Io l'ho capito 10 anni fa, ho chiuso tutto e mi sono salvato andando a lavorare in fabbrica. Luigi da Treviso. Qui da me, Bassa Trevigiana, si andava dal Casoin, con l'accento sulle i, Casoin, fino agli anni 70 ce n'era uno ogni tot chilometri e dava da vivere a una famiglia di 5-6 persone, chiusi tutti. Luigi da Treviso, memoria storica. Grazie anche per questo contributo, Luigi. Volevo capire perché secondo voi, se aumentano le tariffe del gas e quindi l'imponibile IVA, non può il governo neutralizzare gli aumenti abbassando l'aliquota IVA dal 22 al 10%? Per esempio, in fin dei conti, se aumentano le tariffe, lo Stato comunque ci guadagna con maggiori introiti IVA. Quindi cosa vuol dire cercare coperture se di fatto addirittura vi sono maggiori introiti? Grazie, ottima domanda. Purtroppo Andrea Europa non è più con noi in questo momento, ma non in collegamento. Abbiamo anche però non riusciamo a mandare, c'è un messaggio audio, non so adesso se vediamo. Abbiamo il tempo? No. Allora, casomai lo sentiremo più avanti. Grazie anche per questo messaggio audio. Sono le 14, le 15, quindi devo assolutamente chiudere. Non senza aver ringraziato la magnifica Sveva sulla tolla di comando in regia tecnica e tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.